Visita istituzionale stamani del sottosegretario alla pubblica istruzione ad Agrigento, onorevole Lucia Azzolina, presso l'Istituto Comprensivo Esseneto presso Castagnolo. Ad accoglierla i rappresentanti istituzionali della scuola e della Chiesa, presenti anche gli onorevoli di 5 Stelle, Cimino e Sodano, tanti alunni che hanno cantato l'inno nazionale dopo il loro saluto e si sono esibiti in varie interpretazioni e letture. È una visita voluta perché io sto girando le diverse scuole in Italia, sia quelle particolarmente eccellenti sia quelle che sono più in difficoltà. La presenza dello Stato deve esserci nelle scuole, dove spesso le scuole sono l'unico presidio di legalità all'interno del territorio, e credo che Agrigento ne abbia veramente bisogno. Ecco, sono arrivate delle istanze da parte di una preside, anche lei ha una grande esperienza. Le istanze e i bisogni della scuola sono tantissime. Cosa cercherete di fare nell'ambito delle vostre possibilità? Tutto quello che si può fare, ovviamente compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione. In questi giorni si sta discutendo alla Camera dei Deputati di un decreto proprio sulla scuola, su cui ho lavorato veramente tantissimo, che non risolve ovviamente tutti i problemi che ci sono, perché per questo ci vogliono degli anni, ma mette ordine e inizia la strada per un percorso che migliori le istituzioni scolastiche, soprattutto per quanto attiene il personale scolastico. Ecco, la carenza dei professori, in particolare il personale ATA, sono due note dolenti purtroppo della scuola italiana. Sono note dolenti dovute a delle stratificazioni normative che si sono succedute negli anni, per cui, come le dicevo prima, adesso stiamo mettendo un po' di ordine. Chiaramente è assolutamente necessario fare degli investimenti sull'istruzione. Noi adesso stiamo facendo partire 2 concorsi, uno straordinario e un ordinario per 50.000 posti. Ribadisco, non risolviamo i problemi, però è un inizio importante. Ecco, lei diceva ai ragazzi non è scontato il diritto allo studio, non è scontato venire a scuola, c'è gente che fa chilometri e chilometri, forse questo molti lo dimenticano. Ecco, ribadiamolo, lei è stata abbastanza determinata in questo principio. Sì, il diritto all'istruzione viene percepito come scontato, forse anche giustamente in Italia, però noi dobbiamo ricordare ai nostri studenti tutti i giorni che dietro quel diritto ci sono state delle lotte, che ci sono degli investimenti, pertanto tutti gli ambienti della scuola devono essere considerati come ambienti propri, quindi non si sporcano, non si rovinano. La scuola è mantenuta con le tasse dei cittadini tutti, quindi ci vuole molto rispetto. Una visita istituzionale molto importante, perché ci ha permesso innanzitutto di mostrare la nostra scuola, vedere come i successi ottenuti grazie al sacrificio di tutto il personale. Abbiamo cercato di costruire una scuola attiva, una scuola all'avanguardia, attivando numerosi laboratori, anche un ambiente di apprendimento altamente innovativo, mettendo nelle condizioni degli alunni di lavorare quotidianamente. Abbiamo presentato tanti progetti, il progetto CLIL, il progetto di lettura, progetti di didattica laboratoriale fondati soprattutto sull'attività laboratoriale di laboratorio artistico, laboratorio multimediale e linguistico. Tuttavia abbiamo messo in evidenza che questi successi ottenuti a volte, oggi come oggi, fatichiamo a mantenerli, perché ci troviamo in un momento particolarmente difficile per le problematiche che si accentuano sempre di più. Parlo di problematiche che spesso sono legate alle carenze economiche. Sì, siamo qui nella scuola Istituto Comprensivo Esseneto, una scuola di eccellenza che costituisce il fiore all'occhiello delle scuole agrigentine. E il sottosegretario ha ascoltato quelle che sono le richieste del dirigente scolastico e ha evidenziato non solo gli aspetti positivi del mondo della scuola, ma anche le problematiche. La sottosegretaria si è poi recata a fare visita all'Istituto Leonardo per inaugurare il nuovo indirizzo scolastico di biomedico. Ad accoglierla la neodirigente scolastica dell'istituto, Patrizia Pilato. Sì, oggi è un onore per noi ricevere un così alto rappresentante delle istituzioni e naturalmente raccogliere attorno a noi le autorità del territorio. È importante perché intanto si inaugura un percorso che ha carattere sperimentale e che punta al coinvolgimento degli allievi. E in questo coinvolgimento l'appello che noi oggi vogliamo lanciare è proprio quello di costruire in sinergia con le istituzioni, le famiglie e la scuola un modello che aiuti i giovani a creare
migliorare il proprio progetto di vita, ma che li aiuti soprattutto in quanto giovani generazioni a divenire cittadini del tempo presente. Questo noi vogliamo fare lanciando un appello al sottosegretario affinché si investano risorse nella scuola che possano garantire il miglioramento degli spazi di apprendimento, un miglior reclutamento dei docenti, migliorare le tecniche e le modalità di reclutamento dei docenti, tenendo in debita considerazione la passione come dote principale per coinvolgere i ragazzi, ma anche puntando all'implementazione delle risorse destinate alle tecnologie digitali. Signora, quanto è importante oggi questo incontro qui all'Istituto Biomedico? È importante perché nell'ottica di girare le scuole io non solo porterò la mia esperienza, ma raccolgo le esperienze un po' in tutta Italia e porto il Miuro, quindi sentirò tutti i consigli, tutte le cose belle che funzionano, tutto quello che non va, e quindi raccolgo le istanze di tutto il personale, che sia il dirigente scolastico, il personale ATA o i docenti, per poi migliorare il servizio di istruzione per tutti.